Sono le 8:20 e ufficialmente da questo momento il transito sul ponte di Santa Caterina è vietato e lo sarà per i prossimi 2 mesi e mezzo. È ufficialmente chiuso lo snodo nevralgico della viabilità della provincia di Belluno. Con la predisposizione del cantiere hanno preso il via i lavori di messa in sicurezza e di adeguamento del ponte Santa Caterina a Ponte nelle Alpi. Dopo 100 anni finalmente il ponte di Santa Caterina viene riqualificato, viene messo in sicurezza. È una giornata storica perché poi partono anche i lavori all'ex Comedil, che è un'area degradata del nostro comune, e quindi c'è grande soddisfazione. I primissimi disagi per gli automobilisti sono stati registrati proprio in concomitanza con la preparazione del cantiere. L'ordinanza parte da mezzanotte, ma non è detto che dobbiamo installare il cantiere a mezzanotte, quindi non c'era nessun obbligo da parte di nessuno, insomma, di installare il cantiere a mezzanotte. Si lavorerà anche nei giorni festivi per accorciare i 90 giorni previsti per l'esecuzione dell'intervento, che si concluderà il prossimo 3 novembre. Oggi la concomitante ripresa delle attività nelle fabbriche ha causato qualche rallentamento, ma nulla in confronto a quanto ci si poteva aspettare, segno che gli itinerari obbligatori stanno funzionando. I disagi maggiori sono attesi alla riapertura delle scuole. La bretella autostradale della A27 Cadola-Pian di Vedoia è l'alternativa principale per bypassare il ponte di Santa Caterina, assieme alla sinistra Piave e alla 50 del Grappe Passorolle. Da quando ero sindaco e vice sindaco, insomma, quindi oltre 10 anni fa, abbiamo sempre scritto all'ANAS chiedendo una manutenzione più puntuale di questo ponte, che è un ponte storico e che è fondamentale per la viabilità di tutta la nostra provincia. La situazione del traffico verrà monitorata costantemente per rilevare ogni criticità. Se ci sono dei miglioramenti da fare, sicuramente verranno attivati.